buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui e ringrazio gli amici del gruppo di Trigiano 5 Stelle per avermi invitato. Io sono Giuseppe Labate, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e per me è un grande onore essere qui per presentare il candidato sindaco della lista del Movimento 5 Stelle qui a Trigiano. È un grande onore perché vedere cittadini che si attivano all'interno della propria città, cittadini comuni come tutti gli altri e non politici o politicanti che si mettono in moto per migliorare il proprio paese. È qualcosa di straordinario ogni volta che partecipo a queste presentazioni. Ricordo quando io stesso mi candidai illo tempore nel mio paese ed è la cosa più bella che c'è, perché fare la politica, quella con la P maiuscola, quella reale, quella che fa delle scelte per i cittadini concretamente, quella che cerca di risolvere i problemi dei cittadini e non di risolvere i problemi personali o di qualche amico, è qualcosa di straordinario. La politica deve essere fatta da tutti, deve essere l'aspirazione di ogni cittadino. Tutti i cittadini devono fare politica. E noi facciamo politica ogni giorno, quella con la P maiuscola la facciamo ogni giorno, quando andiamo a fare la spesa, quando scegliamo di muoverci in un certo modo anziché in un altro, quando abbiamo una gestione di rifiuti diversa rispetto a quella che purtroppo assistiamo ogni giorno. Quindi in realtà politica la facciamo, però poi dobbiamo entrare lì all'interno delle istituzioni per mettere nero su bianco, quindi in atto concretamente quelle che sono le azioni che possono cambiare positivamente il nostro paese. Quindi qui siamo di fronte ad una svolta. La differenza tra 5 anni fa ed oggi è che oggi abbiamo un'opportunità. 5 anni fa che cosa facevamo? Beh, guardavamo un po', cercavamo di scegliere un po' il meno peggio, cercavamo di fidarci un po' di qualcuno e poi prendevamo la fregatura puntualmente, perché poi di questo si tratta. Oggi abbiamo la possibilità invece di scegliere e di cambiare realmente, di mettere all'interno delle persone che possono realmente realizzare quello che promettono, perché hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri, hanno una condizione diversa rispetto agli altri. Qual è questa condizione? È quella di avere le mani libere, perché queste persone hanno le mani libere e quindi possono realmente realizzare quello che promettono ai cittadini. Questa è la grande differenza che oggi abbiamo. Persone che hanno promesso di svolgere solo 2 mandati, di ridursi gli stipendi, noi lo facciamo in Parlamento, grazie alla riduzione dei nostri stipendi e alla restituzione dei rimborsi che non utilizziamo. Ad oggi mi sono fatto dare i dati proprio settimana scorsa, siamo riusciti a far avviare più di 1500 imprese, cioè significa che abbiamo realizzato più di 3000 posti di lavoro. Ecco, con una semplice azione, quella di dimezzarci lo stipendio, siamo riusciti a mettere in moto un'economia e mettere in circolo all'incirca 28 milioni di euro. Quindi in realtà il paese lo stiamo già cambiando, il paese sta già cambiando, pur stando all'opposizione lo stiamo cambiando. Immaginate cosa significa avere come maggioranza del paese una forza che realizza quello che promette ai cittadini, quindi misure a favore dell'ambiente, misure che rendono virtuosa la gestione dei rifiuti, misure che vadano a migliorare la mobilità del paese, quindi a migliorare la vivibilità dei cittadini. Io lo so che è difficile immaginare tutto ciò, è difficile perché noi non siamo abituati a vivere in un paese virtuoso. Noi non abbiamo mai vista un'amministrazione virtuosa, diciamoci la verità. Non sappiamo la differenza nel vivere in una città amministrata in maniera virtuosa o no, perché siamo abituati a vederla amministrata sempre in maniera uguale da chiunque si sia seduto sopra quegli scranni. Allora oggi abbiamo realmente la possibilità di cambiare e per me è un grande onore quella di presentare Michele oggi qui, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Trigiano,
uno dei tanti portavoce, perché poi è accompagnato ovviamente da una squadra di consiglieri, ma soprattutto è accompagnato dai cittadini di Triggiano, perché tutto quello che è stato costruito, tutto quello che lui presenterà oggi qui come proposte, idee di programma da presentare, in realtà è stato costruito insieme ai cittadini e con i cittadini sarà portato avanti. Ecco, questa è la differenza. Cittadini che entrano nelle istituzioni, riappropriamoci delle istituzioni, quello è il nostro palazzo, non è il loro palazzo. Grazie, passo la parola a Michele. Grazie Giuseppe, grazie per la bella presentazione. Per me è veramente un onore essere presentato da un portavoce, insomma, nazionale, ed è davvero bello. Innanzitutto permettetemi di ringraziarvi per essere qui presenti, perché insomma la giornata non si è messa bene meteorologicamente parlando, quindi grazie davvero per essere venuti. Io vi farei un applauso perché insomma la vostra presenza per me è veramente importante. Grazie della vicinanza, grazie del supporto. Ringrazio anche la stampa nella persona di Vito Milizzi che è qui presente, e soprattutto, se sono qui, io vorrei ringraziare il mio gruppo. Lasciatemi 2 minuti per parlarvi di questo gruppo perché è straordinario. Soltanto 2 anni fa io non mi interessavo di politica, non mi interessavo assolutamente di nulla, ero uno dei tanti cittadini che andava a votare senza coscienza, andava a votare senza speranza perché tanto non cambia niente. A volte ero anche tentato di non andarci proprio a votare, non avevo proprio la voglia e la volontà, perché tutto mi sembrava uguale. Invece, un giorno, grazie ad un mio vecchio carissimo amico, sono stato tirato all'interno di questo gruppo dove abbiamo iniziato a parlare dei problemi del paese, problemi veri, problemi concreti, problemi reali. Come la pensi sull'inquinamento, come la vedi sulla raccolta dei rifiuti, come vedi la pulizia delle strade. Abbiamo iniziato così, in maniera molto molto semplice in realtà. Le cose si sono intensificate, gli incontri si sono intensificati, il gruppo si è aperto, abbiamo aggiunto altri membri e certe volte, pur sacrificando i nostri affetti, le nostre famiglie, abbiamo lavorato al fine di migliorare questo paese, cercando di portare la nostra voce di cittadini al Palazzo Comunale, in Palazzo Comunale. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no. Abbiamo fatto diverse proposte, per esempio abbiamo protocollato un albero per ogni nato, per la piantumazione di un albero per ogni bambino nato, proposta ovviamente ignorata dall'amministrazione comunale. Abbiamo anche proposto, e soprattutto questa ve lo anticipo, l'abbiamo inserita nel programma amministrativo, l'uso dell'applicazione per smartphone Decoro Urbano, che permette di fare segnalazioni in tempo reale all'amministrazione per eventuali guasti, malfunzionamenti, buche stradali, lampioni non funzionanti. Abbiamo da poco protocollato una petizione contro il gioco d'azzardo patologico per chiedere all'amministrazione comunale di appunto impugnare il regolamento e evitare l'apertura di ulteriori centri scommesse che ormai dilagano e che sono veramente dei luoghi dove le famiglie si distruggono. Insomma, nel nostro piccolo abbiamo dato vita anche ad una grande manifestazione che è stata poi replicata in altri comuni. Capurso ne è un esempio, nel Cattaro, che è quella dello Spazzatur. Triggiano vive una situazione un po' critica dal punto di vista dei rifiuti, effettivamente. Abbiamo un appalto che non viene rispettato alla lettera, abbiamo una criticità veramente, veramente preoccupante. Ogni zona del paese è infestata da discariche, che sia il centro, che sia la periferia, che sia mancanza di civiltà o negligenza da parte della società che ha in gestione l'appalto appunto sui rifiuti. Non lo sappiamo soltanto che questa è davvero un'emergenza, forse è tutto l'insieme di queste cose. E per risolvere questo problema all'interno del nostro programma abbiamo inserito numerosi punti appunto per porre fine a questa cosa qua. Che dire, torno a ringraziare il mio gruppo soprattutto per l'impegno profuso, anche per la scenografia così, fai da te. Purtroppo io li ringrazio per il loro impegno, perché non è facile, autofinanziandosi, riuscire ad organizzare manifestazioni ed eventi, perché tutto quello che vediamo è tutto prestato di amici, messo con i nostri soldi.
Ogni cosa che vediamo è comprata onestamente grazie alle nostre rinunce e ai nostri sacrifici. E questo mi dispiace perché ci sono i nostri competitor che hanno 56 comitati elettorali, manifesti, autocolorate, dépliant, origami e soprattutto sono seguiti da agenzie di comunicazione strapagate. Noi lo facciamo a costo zero e quindi bravi noi, bravi noi. Siamo orgogliosi di autofinanziarci e mantenere una sobrietà che in questo periodo è un dono e una qualità che non tutti hanno, perché anche con l'abuso di manifesti, anche abusivi, noi ve lo diciamo da adesso, saremo davvero davvero vigili sul territorio e non avremo nessun problema a denunciare alle autorità qualsiasi tipo di sfruttamento e abuso delle affissioni, assolutamente. Finiti i ringraziamenti, chi sono io? Io sono Michele Emanuele Mastro Leonardo, sono un ragazzo di 29 anni, classe 86, ne farò 30 a settembre. Sono un laureato in informatica, che è stata la mia prima passione. Sono stato a capo di un laboratorio di ricerca dell'università chiamato Ixos, Hacking in Unix Operating System. Sono un esperto di open source e sistemi embedded. Programmo anche applicazioni mobile e insomma, oltre all'informatica coltivo un'altra passione che è quella del fitness. Sono un personal trainer di livello europeo con qualifica EREPS, ho altre qualifiche nella composizione corporea e nell'allenamento funzionale. Sono anche da poco giudice arbitro per la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate. Dico questo perché il fitness mi ha portato a infondere la mia competenza, tra virgolette, quello che sapevo fare all'interno del programma. Ho curato con molto piacere la parte che riguarda per esempio l'alimentazione nelle scuole, quindi le merende sane, il bisogno di reintrodurre un'attività fisica seria, seguendo il detto mens sana in corpore sano. Quindi soprattutto anche la gestione delle mense, ecco, è una cosa molto molto importante di cui parleremo più avanti effettivamente. Quindi oggi noi non presenteremo tutto il programma elettorale che sarà presentato in un evento separato insieme alla lista. Volevo tranquillizzare tutti quanti perché ho già sentito in giro la stampa che già mette voci infondate o altro. Il discorso è questo: noi faremo tutto in maniera trasparente come sempre. Sul nostro sito trigiano5stelle.it ci saranno tutti i profili dei candidati con i curriculum, ci sarà anche quello del candidato sindaco, troveremo eventualmente anche i nostri rimborsi spese, le nostre rendicontazioni, le nostre rinunce, i nostri fondi, proprio perché perseguiremo la massima trasparenza. Quindi c'è soltanto da attendere qualche minuto, qualche giorno, poi sarà tutto visibile sul nostro sito, dai curricula alle proposte, alle presentazioni. Anche il programma sarà chiaramente visionabile interamente in formato PDF e sarà scaricabile gratuitamente, se ci mancherebbe altro. Come anteprima però sono orgoglioso di leggervi un passaggio del programma, brevissimo. Il punto è il primo e si chiama Politica Pulita e recita in questa maniera: la lista civica del Movimento 5 Stelle Trigiano presenta candidati incensurati, non tesserati dai partiti, non politici di professione, che non hanno mai ricoperto cariche elettive e che si impegnano ad esercitare al massimo 2 mandati. Questa noi non abbiamo la presunzione di definirci politici. Non lo siamo, noi siamo cittadini prestati alla politica che si impegnano per il bene comune, per un obiettivo comune. Non abbiamo assolutamente pretese di fare carriera o di fare affari. Noi quello che vorremmo è semplicemente riportare lo status quo e aprire finalmente, rendere trasparente quel palazzo che è Palazzo Pontrelli
e finalmente rendere fruibile e consultabili soprattutto tutti i dati dell'amministrazione. Sul programma, il programma partecipato, perché partecipato? Perché lo abbiamo scritto insieme ai cittadini. L'abbiamo scritto a partire da ottobre 2014 e le nostre proposte sono state discusse in assemblee pubbliche a gennaio, febbraio e marzo. E chiaramente abbiamo seguito sia i consigli dei cittadini sia le segnalazioni che ci sono pervenute via mail. E a giudicare dei programmi dei competitor, visto che noi abbiamo fatto le nostre presentazioni a gennaio, devo dire che le proposte hanno avuto un discreto successo, visto che sono state replicate pari pari su manifesti giganteschi. Devo essere Come sarà il nostro programma? Il nostro programma è facilissimo da leggere, è articolato in 15 punti che sembrano tanti, ma in realtà sono delle macro aree e seguiranno degli elenchi puntati con tutte le nostre proposte. Che succede? A me piace definirle piccole idee di buonsenso, perché noi non abbiamo inserito cose totalmente irrealizzabili, non abbiamo messo progettoni oppure la solita solfa che si sente in campagna elettorale a Trigiano. Per esempio, non lo so, vi dice qualcosa, il palazzetto dello sport, sono 30 anni che devono ristrutturare il palazzetto dello sport, non ci riescono ancora, forse non hanno capito qual è. C'era anche come leitmotiv, c'era il mercato della frutta, il palazzetto, insomma tutte quelle aree bellissime. Adesso la situazione a Trigiano si fa davvero davvero seria, perché i problemi ci sono. Oltre alle nostre quindi proposte di buonsenso abbiamo anche delle idee, delle visioni. Le abbiamo chiamate così perché quello che vorremmo noi è dare un ampio spazio alla trasparenza, all'ambiente e ai rifiuti, alle energie e le rinnovabili, alla mobilità sostenibile e insomma tutte le amministrazioni che si sono susseguite in questi 20 anni ci hanno tolto la speranza di vedere tutte queste cose realizzabili. Che dirvi? Nostri 5 punti: la trasparenza e la partecipazione. Perché la trasparenza? È importante, come abbiamo detto, la partecipazione del cittadino alla vita del comune. Per questo noi nel programma abbiamo inserito la diretta streaming del Consiglio Comunale, in modo che i cittadini possano effettivamente valutare la presenza, gli interventi e la costanza, perché succede a volte i balletti delle presenze, insomma, che sono semplicemente finalizzati a ottenere il gettone in Consiglio Comunale, e qui abbiamo Mario e Sabino che ci potranno confermare più tardi questa tesi. Un'altra cosa interessante è l'accesso informatico libero ai dati, perché soprattutto quelli del bilancio, che costituiscono la grande incognita. Noi purtroppo non abbiamo visionato il bilancio e non potremo farlo. Soltanto quando un'amministrazione riesce a insediarsi e visiona i bilanci, allora può realmente estendere un programma amministrativo, perché è possibile che tutto quello che ha progettato all'inizio, trovando un passivo di magari 20 milioni di euro, non possa assolutamente realizzarlo effettivamente. Se non ci sono soldi non si può fare. Cosa si fa allora? Se non ci sono soldi ci sono tante opportunità, per esempio i fondi europei regionali o di sviluppo regionale forniti dall'Unione Europea. È importante intercettare questi fondi, il miglioramento del decoro urbano, per il miglioramento dell'ambiente, per l'efficientamento energetico. Ci sono tante buone motivazioni per intercettare i fondi europei, però sappiamo che è difficile, nel senso che i bandi europei vanno studiati con europrogettisti, vanno scritti per bene, non sono bandi non sono facili da, come dire, raccogliere, da prendere. Per questo nel nostro programma abbiamo inserito una commissione apposita che si occuperà di bandi europei. Noi lavoriamo in stretta collaborazione con la nostra Rosa D'Amato, portavoce al Parlamento europeo. Abbiamo anche seguito un evento a San Nicandro, era a Capurso, vero? Eravamo a Capurso, sì, sui fondi europei, e insomma dove i nostri tecnici e Rosa ci hanno illuminato su come accedere a questi fondi. Altra precisazione sulla trasparenza, un altro punto che vorrei leggere chiaramente. La pubblicazione sarà pubblicato sul sito del Comune tutti i nominativi, i curricula, le retribuzioni e le posizioni patrimoniali dei dirigenti, una trasparenza totale anche sui compensi, sui gettoni e sui rimborsi.
Soprattutto scordiamoci gli affidamenti diretti sopra i 1.000 euro, perché gli affidamenti diretti hanno sempre questo problema, che sono diretti sempre verso le solite persone. Basta all'affidamento diretto, sì ai concorsi pubblici, sì alla meritocrazia e sì ai servizi. Per quel che riguarda le energie rinnovabili e la connettività, che dirvi? Trigiano ha forse un'area limitata dotata di WiMAX. Sappiamo che il WiMAX è una trasmissione Wi-Fi a bassa frequenza, quindi non dannosa, solo che funziona e funziona male. Quello che noi vogliamo garantire ai cittadini di Trigiano è la connettività gratuita in vari punti del comune. Sappiamo che ormai nel 2016 viviamo in un'epoca dove siamo always on e l'informazione digitale rappresenta una grandissima risorsa per noi e per essere appunto in contatto col mondo. Non c'è ormai nessun servizio che non passi per l'online, quindi vogliamo garantire questo servizio perché purtroppo ci sembrerà stupido da dire, ma non tutti possono permettersi la DSL a casa, non tutti possono permettersi di pagare un abbonamento mobile per i dati. Non dobbiamo ragionare con la mentalità di un ragazzo che magari ha una famiglia alle spalle. C'è tanta gente in difficoltà e anche queste piccole proposte possono insomma, aiutarci a rimanere connessi. Per quanto riguarda quindi quella connettività, il ripristino delle WiMAX. Per quanto riguarda le energie rinnovabili, questa chiaramente è una vision compatibilmente con i fondi che ci saranno all'interno. Vogliamo realizzare sistemi di pannelli fotovoltaici che saranno installati sugli edifici pubblici per rendere appunto gli edifici autosufficienti. Soprattutto edifici pubblici intendiamo sia quelli comunali, sia le scuole, sia le strutture insomma, sportive, tutto quello che ne consegue. Per quanto riguarda invece la mobilità sostenibile, ecco, la sicurezza urbana, Trigiano o meglio, ci hanno provato a costruire delle piste ciclabili qualche tempo fa e il risultato purtroppo è stato un mezzo aborto, per dire, perché ci sono piste che iniziano non si sa dove e finiscono praticamente 200 metri dopo perché non c'è stata una progettazione vera e propria. Ecco, sarebbe carino riprogettare, e noi lo abbiamo fatto, un piano di mobilità appunto per le piste ciclabili, soprattutto una pista ciclabile funzionale che colleghi le periferie al centro, il centro alla stazione, insomma, che rende interconnessa, una pista realmente funzionale. Mentre un'altra vision appunto sulla mobilità sostenibile è quella di come dire, dotarci di bus elettrici realmente a costo zero, totalmente funzionanti a elettricità e nel tempo anche garantire che il parco macchine comunale sia appunto ad elettricità o anche quello dei nostri vigili urbani effettivamente. Quindi la vision è per gli anni futuri, non sappiamo se potremo farlo domani mattina o fra un po' di tempo, ma è quello di efficientare appunto il parco macchine del comune e della polizia municipale. Il rilancio culturale e commerciale. Trigiano ha un grosso problema, Trigiano non ha una grossa economia locale. Questo deriva anche dal soffocamento dei centri commerciali, che purtroppo sono una spada di Damocle sui commercianti locali. Noi abbiamo inserito tutta una serie di proposte per il rilancio del commercio, che potranno andare dalla chiusura pedonale di alcune zone, potranno essere incentivi in che maniera? Incentivi interconnessi ad altre attività. Per esempio, per la tutela dell'ambiente, dove noi abbiamo un grossissimo problema di raccolta dei rifiuti, abbiamo pensato, oltre per risolvere il problema delle discariche, di incentivare il cittadino. Perché? Differenziare è un lavoro, differenziare non è semplice ed effettivamente tanta gente ha difficoltà a differenziare, quindi che fa? Mette tutto insieme e butta via la spazzatura inquinando. Questo non deve succedere, sia per una sensibilizzazione che ci deve essere a prescindere, ma anche con delle premialità, perché ricordiamoci che quello che noi facciamo e differenziamo viene stoccato e rivenduto dalla società che gestisce i rifiuti,
che poi magari va anche in concordato preventivo e fallisce e non sappiamo neanche il perché. Che fine fanno i nostri rifiuti, che fine fanno i nostri soldi? Allora l'obiettivo è quello di introdurre delle premialità tramite degli ecocentri dove il cittadino potrà portare la sua plastica, il vetro e differenziare e potrà ottenere mediante la tessera del cittadino appunto delle premialità, dei punti che potranno essere spesi negli esercizi commerciali trigianesi proprio diciamo, avvalorando il circolo virtuoso del commercio locale. Quindi da un lato risolvere il problema dei rifiuti per strada, paradossalmente assisteremo a qualcuno che ci ruberà la busta di indifferenziato perché andrà a metterlo nella macchinetta, c'è un chilo di plastica, sono 20 centesimi e magari riusciamo a risolvere il problema anche in questa maniera simpatica. In realtà è una grossa sfida che si potrebbe fare. Poi, per quanto riguarda le aree verdi, chiaramente qui sfondiamo una porta aperta perché le aree verdi a Trigiano sono praticamente inesistenti. Detto francamente, hanno provato a fare dei parchi, c'è un parco abbastanza carino, però mancano i divertimenti, mancano le giostrine, manca l'attenzione soprattutto alla disabilità e fortunatamente abbiamo pensato anche a questo. Le proposte le vedremo più avanti quando presenteremo il programma vero e proprio, e quindi ci saranno sicuramente nuove aree verdi, il ripristino e la messa in funzione di quelle esistenti e soprattutto tutto quello che ne consegue, quindi aiuole curate, bagni pubblici in misura maggiore e funzionanti e non maleodoranti come quello situato in villa, e soprattutto nelle aree verdi sarà possibile anche gestire un orto urbano, perché abbiamo inserito gli orti urbani nel nostro programma e quindi i cittadini che vorranno occuparsi appunto di questo appezzamento di terreno per la coltivazione di frutta, fiori, ortaggi, eccetera, eccetera, potranno farlo. Al fine di che? Chiaramente un'altra proposta clou del nostro programma è il baratto amministrativo, che consente appunto di avere una piccola esenzione sulle tasse, un piccolo sconto in cambio di lavori socialmente utili, che può essere quello del giardinaggio, il curare un orto urbano. Insomma, ci sono tante proposte di buonsenso. Noi non vediamo l'ora di svelarvele tutte in realtà, però penso che vi ho detto anche troppo, tra virgolette, quindi abbiate pazienza, sveleremo a giorni. Sveleremo a giorni. Quindi il nostro programma è semplice, fatto di buoni propositi, scritto da cittadini per i cittadini, per un solo fine, quello di riprenderci il nostro paese. Riprendiamoci Trigiano. Vi invito, quando uscirà il programma, a dare un'occhiata alla nostra sezione riguardante la tutela degli animali, perché ci sono delle bellissime proposte, come quella di istituire un canile a Trigiano e finalmente togliere la licenza alla Mapia che gestisce appunto il canile comunale di Trigiano per favorire l'adozione dei cani e la sterilizzazione appunto dei randaggi. Che è un problema molto sentito, anche il randagismo, che poi è anche interconnesso all'ambiente a causa dei rifiuti sparsi effettivamente. Altra cosa che mi ha fatto ricordare, la sinergia, sì è vero, lavoreremo in sinergia tra comuni, ma noi ringraziamo anche i nostri rappresentanti in regione che ci sono molto vicini, no? Tu lo sai meglio di me, e chiaramente i nazionali, perché io lo dico sempre, gli altri possono guardare i parlamentari soltanto in TV quando vanno da Bruno Vespa e dicono belle parole, che rimangono tali. Zero azioni, zero fatti. Noi i nostri parlamentari li portiamo qui sul territorio, li possiamo applaudire, li possiamo abbracciare, li possiamo ringraziare per quello che fanno ogni giorno a Montecitorio e insomma, grazie mille per quello che fate, innanzitutto. A proposito dell'ultima cosa che ho dimenticato ed era un argomento importante, mi bacchetto da solo, gli stipendi. Chiaramente a noi di fare politica, cioè di fare carriera politica, come ho già detto prima, non ce ne frega proprio nulla. Né io nella mia presentazione ho già detto, a me non interessa l'impiego e lo stipendio, perché alla fine la mia occupazione ce l'ho, più di una effettivamente. Quindi
lanciamo questa proposta. Io come candidato sindaco del Movimento 5 Stelle mi taglierò lo stipendio del 50% e invito tutti i candidati sindaci di Triggiano. Sottoporremo un documento e li inviteremo a fare altrettanto, perché tanto loro lo fanno per il bene del paese, è per questo che stanno da 20 anni lì dentro. Quindi li inviteremo a ridursi lo stipendio del 50%, una riduzione proporzionale per gli assessori e un adeguamento del gettone di presenza in consiglio comunale, che sarà erogato solo e soltanto a raggiungimento dell'85% totale del Consiglio Comunale. Grazie di cuore, non lasciateci da soli, perché noi siamo il vostro megafono, abbiamo bisogno di voi tutti i giorni e quindi aiutateci, dateci le vostre idee, portateci le vostre competenze, le vostre esperienze. Grazie, grazie, grazie.